la crisi portata avanti in questo momento è sicuramente inopportuna e sbagliata. Una crisi della quale la Lega del Veneto avrebbe fatto volentieri a meno, una Lega in piena fase congressuale che comprende e appoggia l'appello degli imprenditori trevigiani al Draghi bis e che oggi inaspettatamente trova l'asse con il Partito Democratico di Alessandra Moretti. Le persone responsabili con un briciolo, come dire, di senso della realtà sanno bene che interrompere una legislatura adesso è una scelta azzardata e molto pericolosa per il Paese. Siamo in sintonia perché siamo veneti e il Veneto è il mondo del lavoro, il mondo dell'artigianato, il mondo dell'imprenditoria. Insomma, il centrodestra domani in aula potrebbe riservare delle sorprese e muoversi in maniera meno compatta di quanto dichiarato. È l'ultimo appello ad andare avanti che ricalca quello del popolo che a Draghi di fatto ha già dato la sua fiducia. Lei che cosa si auspica? Che passi la fiducia. Sarà un'impresa, spero, condivisa da tante persone. Non mi è tanto simpatico, però comunque è la persona giusta per questo momento qua e ritengo che riesca, come dire, a portare a casa anche qualche risultato che altri non riuscirebbero. La fiducia è una cosa seria che si dà alle cose serie e quindi sono un po' criptica. Che rimanga Draghi assolutamente, è l'unica persona in Italia che può gestirci, non ce ne sono altri come lui. Che non cada il governo. Che prendano delle decisioni per il popolo in modo tale che dopo le loro decisioni non ricadano in maniera negativa su di noi, quello è l'importante. E diciamo che il momento non è semplice, è complicato, devono anteporre questo ai loro interessi secondo me.